Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, rieccoci nuovamente insieme con Replay, siamo arrivati a lunedì 22 marzo 2021, non c'è Stella Battaglia oggi, c'è però il nostro carissimo amico di Viaggi ed Avventure, di tante trasmissioni Aldo Cennamo, buon pomeriggio Aldo! Buon pomeriggio a tutti voi, grazie. Ti vedo qua, salutiamo Stella che è rimasta fuori città per impegni precedentemente assunti e buon pomeriggio a Cosenza Channel nella persona di Antonio Clausi. Salve a tutti, buon pomeriggio. Grazie per aver accettato l'invito e allora parleremo di quello che è successo, oggi cambieremo la scaletta, parleremo subito del Crotone per il caso Simi, che sta facendo parlare un po' tutta Italia, tutti i giornali nazionali, i siti nazionali si sono appunto interessati a questo caso di Simi che oltretutto ha realizzato 13 gol col Crotone che vinceva 2-0 col Bologna, ha perso poi per 3-2. Poi parleremo ampiamente nella seconda e terza parte del Cosenza e della Regina, Cosenza che ha pareggiato per 1-1 in trasferta, in quel di Reggio Emilia, ha passato in vantaggio con un gol di Liozzi e poi c'è stato il pareggio dell'ex Varone che aveva, guarda caso, segnato anche nella gara di andata al San Vito Marulla, vinta dalla Regione di Alvini per 1-0. E parleremo anche di quello che è successo a Reggio Calabria, 1-1, domenica la partita si è conclusa con il vantaggio del Chievo Verona con Giorgevic e poi il pareggio del Tanche che non manca mai, il bersaglio, un bel colpo di testa, quindi ha regalato il pareggio alla Regina. In Serie C, bella soddisfazione per il Catanzaro che ha battuto il Bari per 2-0, invece ha perso la Vibonese di mister Roselli per 1-0 in trasferta contro la Ternana. E allora, grazie dicevo agli ospiti per aver accettato l'invito, vediamo se siamo in contatto già con la nostra Claudia Berlingeri da Crotone, eccola qui, la vedo, buon pomeriggio Claudia. Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tuoi ospiti. Grazie Claudia. Allora io volevo focalizzare, abbiamo aperto oggi la trasmissione con questo caso di Simi che tu hai ben raccontato questa mattina sulle colonne di Gazzetta del Sud, perché oltretutto poi è successo anche a Cosenza, quando vengono tirati in ballo i figlioli, i bambini, la moglie, la compagna eccetera, allora insomma si sfocia in situazioni poco delicate e poco garbate. Allora, a te la parola, raccontaci quello che è successo. Sì, assolutamente sì, Franco, proprio come dici tu, purtroppo già un paio d'ore dopo la partita, Simi sul suo profilo Instagram ha reso pubblico queste parole pesanti, queste offese gravissime, che io poi tra l'altro sono andata a spulciare anche sul profilo Facebook, questo presunto hater, almeno sul profilo si trattava di un dodicenne, quindi poi insomma sì, sarà la polizia postale ad andare a fondo della vicenda. La cosa grave è che tra l'altro qualche settimana prima era successa la stessa cosa con Ounas, gravi offese a livello personale, familiare, quindi insomma sono episodi davvero che assolutamente sono lontani dallo sport, non si tratta, ci tengo a sottolinearlo, di tifosi né da una parte né dall'altra, quindi sono proprio persone evidentemente che hanno degli squilibri personali che poi sfociano in queste cose davvero pesanti. Simi come al solito ha risposto con la sua tranquillità, con la sua saggezza, perché ha invitato tutti, ha dato un messaggio importante, perché in questo momento soprattutto c'è bisogno di dare esempi importanti per lasciare un mondo migliore ai nostri figli, per cui insomma da parte sua nessun messaggio di basso livello, anzi insomma, ha risposto nel miglior modo possibile. Senti Claudia, ci sono due domande da parte dei miei ospiti qui oggi a Replay, poi parliamo un attimo a volo di quello che sarà il prossimo turno e naturalmente ti libereremo. Grazie, vai! Ciao Claudia, Antonio. Ciao Antonio. Buon pomeriggio. Volevo sapere un po' la società del Crotone, sempre attenta a queste cose, come ha replicato e come ha protetto il calciatore e chiaramente un po' tutto lo spogliatoio da questi eventi che sono successi nelle ultime settimane, assolutamente condannabili e da stigmatizzare in toto.
Assolutamente sì, condannano in toto non solo la società, ma anche i compagni di squadra, ma anche tutta la città, i tifosi. Non so se ieri avete notato su Facebook, tutti quanti noi crotonesi abbiamo condiviso la foto di Simi proprio in suo sostegno con una scritta "Io sto con Simi", perché è da 5 anni che il calciatore sta qui a Crotone e si trova una meraviglia, non ha mai avuto problemi, anzi si è integrato alla grande, per cui insomma è chiaro che è proprio uno di noi, ma come tutti insomma qui coloro che arrivano a Crotone. Chiaramente ora insomma per quel che riguarda il calcio giocato ci sarà la sosta, per cui poi si riprenderà il 3, ci sarà la gara, la trasferta col Napoli, insomma, però rimangono le ultime 10 gare, insomma si cercherà di onorare il campionato come il Crotone ha sempre fatto, perché ormai le speranze di salvezza è chiaro che si sono spente nella gara interna con il Bologna. Non so se Aldo vuole intervenire, se no la possiamo salutare la nostra amica e collega. Solidarizzare al massimo, perché il calcio è un fenomeno sociale, dovrebbe educare, invece vedo che purtroppo c'è gente che si diverte a fare queste cose che sono inaudite e secondo me incomprensibili per tanti aspetti. La domanda che ti voglio fare è questa: come ho visto la partita Crotone-Bologna, sì, ho visto quell'immagine dell'allenatore che mi è rimasta impressa quando si è fermato in panchina per quasi 20 minuti, la telecamera l'ho inquadrato ed è rimasto impietrito. Secondo te la motivazione a cosa è dovuta? Perché in quel momento pensava di andarsene, oppure perché è stata la delusione per la sconfitta? No, esattamente, è stata la delusione, la grande delusione che non solo Mister Cosmi ha avuto, ma tutti un po' noi nel guardare la partita, perché è stato davvero un qualcosa di scioccante, perché abbiamo visto un primo tempo sul 2-0 in cui davvero la gara sembrava nettamente in discesa per i pitagorici, che hanno segnato 2 gol, non ne avevano subito neanche uno. Nel secondo tempo vuoi il cambio passo del Bologna, vuoi le sostituzioni azzeccatissime di Mihajlovic, insomma, mai nessuno si sarebbe potuto aspettare una sconfitta in quel modo, per cui insomma diciamo che la gara col Bologna è stato un po' il film di tutta la stagione del Crotone, che non è mai riuscito a recuperare. Nel momento in cui sei in vantaggio di 2 gol non sei riuscito a proteggere il risultato, dimostrando ancora una volta con 70 gol subiti che il problema è chiaramente nella fase difensiva, e quindi insomma quello è il problema che è stato dall'inizio e non si è mai risolto non credo che si risolverà in queste 10 giornate, però spero che insomma la società ancora una volta prenda esempio, ne faccia tesoro di questa esperienza che è la Serie A, che per noi non è un lusso, è di più, e quindi insomma spero che per l'anno prossimo già ci si cominci a muovere come la società sa, perché ormai da tanti anni che tra Serie B e Serie A, insomma, sicuramente inizieranno ben presto a muoversi per programmare la prossima stagione. Grazie a Claudia Berlingeri, Gazzetta del Sud da Crotone, grazie per la tua partecipazione al replay. E allora, che belle parole, che belle parole, programmare la prossima stagione. Programmare la prossima stagione, sì, qui sono un mare di messaggi, vi ricordo che potete interagire con noi al 345 921 1221. E io direi di andare a vedere intanto con Enzo Leonetti regia, che saluto poi Massimo Fino e Mario Scarpelli che dirigono le camere. Andiamo a vedere quello che è successo nella 30ª giornata di campionato con la relativa classifica generale, poi entreremo subito in argomento perché vedo che arrivano tantissimi messaggi, sperando di leggerli tutti. Allora, eccoli qua. Ascoli Cremonese 0-0, Empoli batte Virtus Entella 1-0, a Frosinone il Lecce, che ormai è diventato praticamente, sta asfaltando tutto e tutti, è 3-0, Nesta sulla graticola, potrebbe esserci Antonio un cambio. Esonerato. Il Frosinone ha scelto di... Aspetta, me lo dirai dopo che hai letto, così ti facciamo inquadrare.
Lecce batte Frosinone in trasferta 3-0, Vicenza batte Pescara 1-0, a Monza il Venezia è passato per 4-1, Pordenone-Pisa è stata rinviata per casi Covid appunto nel Pordenone, gruppo squadra, Reggiana Cosenza 1-1, Regina Chievo-Verona 1-1, Salernitana-Brescia si è giocata domenica sera 1-0 con un bel gol di testa di Bogdan, se non erro Spal Cittadella che ha cambiato allenatore, guarda caso con Rastelli ha vinto per 1-0, ha segnato il vibonese Floccari. Andiamo a vedere la classifica generale che vede sempre al comando l'Empoli, ormai l'Empoli è un'altra squadra praticamente con 59 punti che è difilato finirà in Serie A. Al secondo posto, dicevo, si è fatta avanti il Lecce 52, Salernitana 51, Monza 50, Venezia 49, Cittadella 45 insieme alla Spal, 44 il Chievo, 40 il Pisa, poi a 39 punti troviamo il Brescia, 38 l'Arena Rossi Vicenza e Frosinone, 37 la Regina e da qui praticamente può iniziare la zona calda, Cremonese 36, Pordenone 34 con una partita in meno. Poi in zona play-out Cosenza e Reggiana 29 punti, Ascoli 28, Pescara 23, Virtus Entella 21. Torniamo in studio perché ci sono appunto delle ultime notizie che riguardano Neste e il Frosinone. Antonio, vai! No, Frosinone ha optato per il cambio in panchina, cosa che aveva già fatto la Spal, come esoneratosi Marino al suo posto, dicevamo Rastelli. E quindi è finita l'era Nesta a Frosinone. Ha pagato a caro prezzo l'ultima partita che ha mandato sostanzialmente in fumo per il secondo anno consecutivo i progetti del presidente Stirpe, se non sbaglio, vero Franco? Sì, sì. Il presidente Stirpe, e quindi per queste gare che rimangono da qui alla fine del torneo Frosinone cercherà un nuovo allenatore, quindi Frosinone ha esonerato Alessandro Nesta. Vediamo poi più tardi, avremo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, avremo anche con noi qualche altro amico del mondo del calcio e cercheremo di capire chi sarà dopo Rastelli alla Spal, chi sarà il nuovo allenatore del Frosinone che dovrà sostituire appunto Nesta. Io cerco di andare praticamente a vedere, ecco qui, dall'ultima dichiarazione, cominciamo con i messaggi, di Kevin Marulla, mi pare su Facebook, tutti ci dobbiamo stringere intorno alla squadra, alla società, all'allenatore, eccetera, è la storia di ogni anno, non si può più andare avanti così, il tifoso cosentino chiede dei campionati più tranquilli, a Reggio Emilia abbiamo giocato solo i primi 10 minuti, è una vergogna vedere una squadra che si deve salvare così, dice, chiede dei campionati, dicevo, la tifoseria più tranquilla e non ricoprire sempre delle scelte scellerate di Guaraccio. Buongiorno, ormai si è capito che presidente Guaraccio grande, non molto competente, non vuole spendere soldi evidentemente, pure che retrocede non gliene frega, tra virgolette nulla, ma non ha capito che se retrocedono deve andare via da Cosenza e poi si accorgerà perché noi tifosi con questo soggetto non vogliamo avere nulla a che fare. Caro mister Occhiuzzi, ti vogliamo bene ma non puoi campare di rendita, hai perso l'umiltà e il pragmatismo, formazioni sbagliate eccetera eccetera, bisogna avere pazienza, quindi arrivano oggi a raffica aghiosa, avere pazienza, aspettare le prossime 2 partite con Ascoli e Cremonese e poi poter decretare il fallimento di un'annata decisamente al di sotto di ogni possibile aspettativa. Le dichiarazioni sistematiche post partita di mister Roberto Chiuzzi offendono l'intelligenza di una tifoseria sempre attenta e rispettosa. Capisco che è un addetto ai lavori da Cosenza Calcio, ma determinati commenti sanno di presa in giro. Dobbiamo assolutamente difendere la categoria, ma Chiuzzi deve capire che deve giocare chi merita e lasciare in panchina i suoi compagni. Chiuzzi vuole che il trequartista porti per tutti i 90 minuti un primo pressing alto. Allora dall'inizio, questo è diciamo, un discorso piuttosto tecnico-tattico, o almeno nel corso del secondo tempo, dopo aver giocato con un trequartista di palleggio e poco dinamico, vedi Tremolado oppure Balui, non sarebbe meglio una mezza punta più di corsa e di inserimento? Ma Cernamo non parlava sempre bene di Guaraccio e oggi lo attacca. Buonasera, stringervi sul caso Simi vi fa onore, ma penso che anche il ragazzino del Cosenza, quindi Santa Paola, ti do un assist Antonio, ti do un assist, allontanato dalla società per il suo cognome scomodo, meriterebbe qualche accenno. E poi ce n'è un altro che leggo, Egregio Dottor Segreto chiede ai suoi illustri ospiti a cosa serve sperare e lottare per l'ennesimo miracolo se poi il Presidente ripete sistematicamente ogni stagione gli stessi errori a discapito dell'ambiente rosso-blu. E allora, insomma, c'è tanta carne sul fuoco. Vai Antonio, cominciamo da Santa Paola? Assolutamente sì. Le vicende sono note a tutti, magari riavvolgiamo un attimo il nastro per raccapezzarci. Il calciatore, a detta dell'avvocato Silvestro, che ha presentato una denuncia nei confronti del Cosenza Calcio,
e quindi del suo legale rappresentante Eugenio Guarascio, ritiene che il suo assistito sia stato allontanato dalla Primavera del Cosenza a causa del cognome che porta. Da qui il caso mediatico si è ingigantito, anche perché qualora le parole dell'avvocato trovassero poi riscontro nelle indagini che gli investigatori stanno portando avanti, chiaramente il Presidente Guarascio non potrà rimanere in silenzio, dovrà prima o poi dire A, B, C, D una parola al riguardo, perché finora qualsiasi commento che è stato chiesto a lui in prima persona o tramite l'ufficio stampa Gianluca Pasqua non ha avuto risposta, quindi si resta sempre in attesa che un cenno arrivi da Via degli Stadi. Nello scorso weekend il Cosenza ha mandato una mail informale al ragazzo informandolo che potrà ritornare in gruppo ad allenarsi non appena un periodo di quarantena che i suoi compagni stanno osservando in una struttura sarà terminato. Detto questo, l'avvocato ha evidenziato che qualora questa comunicazione venga ufficializzata dal Cosenza, quindi su carta intestata con tutti i crismi del caso, allora poi potranno valutare i passi da fare, tra cui quello nel caso di ritirare la denuncia. Detto questo, Franco, permettimi un attimo di sottolineare un altro aspetto. Sì, quell'aspetto della lettera. La lettera, esattamente. Molto importante. Sì. Ieri mattina il figlio del caposcorta del giudice Falcone Montinaro ha inviato al Cosenza Channel una lettera molto commovente, a mio avviso mi ha toccato particolarmente. L'ho letta. Indirizzata proprio a Pietro Santapaola Junior. Sostanzialmente ribadisce un concetto che è alla base, a mio avviso, del vivere civile, quello che i figli non pagano mai per le colpe dei propri, anzi per le eventuali colpe, perché ci sono persone e giudici preposti a dare sentenze dei propri genitori. Quindi questo è il... Benissimo. Allora, entriamo in argomento. Arrivano tanti messaggi. Aldo, hai sentito qui l'umore dei tifosi, è quello che è. Purtroppo sono stati sprecati 2 match point, uno interno contro il Vicenza, tra l'altro in superiorità numerica, e l'altro a Reggio Emilia. Il Cosenza vinceva per 1-0, un in bocca al lupo agli Ozzi, intanto che ha ricevuto le scuse su Instagram da Aieti per quella manata, poi il ragazzo è andato a terra, è stato sottoposto a TAC nell'ospedale civile di Reggio Emilia, ha dato esiti negativi, meglio così, un in bocca al lupo appunto agli Ozzi. Allora, Aldo, tanta carne a fuoco, ce n'è una domanda pure per te, dici che tu difendevi Guarascio. Ma io alle provocazioni sono abituato a non rispondere, io ero amico e sono amico di Guarascio, ma questo non significa che quando c'è da picchiare duro, anche nei confronti di mio padre, di mio fratello, di mia madre, io picchio duro. Quando Guarascio ha vinto il campionato, tutti quanti eravamo amici di Guarascio. Quando Guarascio ha incominciato a fare le cose che ha fatto sbagliando, portando in ritiro la squadra con 7-8 giocatori, io ho difeso la società, ho difeso i giocatori, ho difeso la città, ho difeso i tifosi perché io sono un tifoso e ho detto quello che pensavo e lo dico e sostengo che Guarascio ha sbagliato per 2 anni, ha fatto gli stessi errori quando si è presentato sempre con 7-8 giocatori, non ha consentito a qualsiasi allenatore di poter fare una preparazione adeguata e avere un organico capace di poter affrontare il campionato già dall'inizio. Non si possono affrontare i campionati all'inizio con 7-8 ragazzi, con 7-8 persone. Questo significa che a noi ci mancano 15 punti perché le prime 5-6 partite noi abbiamo giocato con una squadra che non era in condizione di poter affrontare gli avversari. Questo è il mio pensiero. Ma torniamo ad oggi. Aldo, scusa, mi fai sentire anche tecnicamente quello che ne pensa Antonio, perché arrivano un mare di messaggi addirittura ci ma noi non possiamo leggere un giornale, perché io cerco di fare l'assunto, il riassunto di quelli che sono i messaggi. Fammi finire questo concetto, che altri 30 secondi e chiudo. Dai, 30 secondi te li concedo. Io penso che noi dovremmo avere la cortesia di analizzare un pochino questa pareggite che il Cosenza ha subito e subisce. Il Cosenza subisce, va in vantaggio, poi la squadra
ha come una metamorfosi, si contrae all'indietro. Il Cosenza non è una squadra che può gestire il 1-0 perché non ha le caratteristiche, non ha i giocatori adeguati per poter gestire una partita sull'1-0, e nel momento in cui fa i cambi, lo devo dire al mio amico Roberto Chiuzzi, purtroppo il Cosenza subisce il pareggio. Per esempio non capisco perché l'unico giocatore tecnico che abbiamo, Tremolata, negli ultimi 20-25 minuti del secondo tempo viene continuamente sostituito, e questo significa che la squadra va in affanno e la squadra subisce combinazione, esce Tremolata e subiamo il pareggio. Sentiamo Antonio Quasi, poi più tardi ti dico, è un modo di vedere mio. Poi più tardi ti dico la mia insieme a più qualche tardi ti dico altro, anche un'altra cosa come la penso io sulla guida conoscere. tecnica, più tardi come la penso io anche sulla guida più tardi. Sì, ok. Quando è il momento, sentiremo poi. anche Va quello bene. che è il tuo pensiero sulla guida tecnica, poi dirò qualcosina a qualche tifoso che chiede anche il mio parere, l'ho espresso più volte sia qui a Replay sia sulle colonne del Corriere dello Sport. Vai Antonio. No, sul fatto di Tremolata mi trova d'accordo Aldo, assolutamente. C'è da dire però che se a Tremolata, che non brilla per dinamismo, gli si chiede di rincorrere gli avversari e di fare una fase di non possesso. Antonio, mi fai dire una cosa, scusatemi, lo ripeto, l'altra volta l'ho ripetuto Costello e lo ribadisco oggi. I messaggi devono essere senza turpiloquio, per cortesia, altrimenti verranno non letti e bannati. Perché capisco la rabbia, la delusione, la costernazione dei tifosi, però andare oltre, se si va oltre, assolutamente no. Vale per il Cosenza, vale per il Crotone, vale per il Catanzaro, la Vibonese e per la Reggina. Quindi la situazione è questa qui a Replay. Vai Antonio. Dicevo di Tremolata, se gli viene chiesto di fare un lavoro dispendioso di energie, non è nelle sue caratteristiche. Io credo che Tremolata, da cui, parliamoci chiaro, dal suo piede nascono i gol del Cosenza, volente o nolente. Quindi Tremolata è un giocatore assolutamente decisivo. È chiaro che poi sia finito, tra virgolette, nell'occhio del ciclone, perché con l'andare avanti delle partite il suo rendimento va in calo fino poi alle sostituzioni. Però Tremolata per me è un calciatore che forse giocherebbe meglio d'appoggio ad una punta. Quindi sotto punta. Trequartista dietro le punte. Esattamente. Poi è chiaro che l'allenatore Occhiuzzi, non mi permetterei mai di suggerirgli una mossa, non ho né le competenze né assolutamente l'ardore di allardire, di indicargli la via. È un mio pensiero. Però credo che sia abbastanza evidente che una fase di non possesso prolungata prosciughi le energie del nostro numero 10. Antonio, arrivano tantissimi messaggi, io me ne scuso se salta qualcuno. Speriamo, perché sono tantissimi, non possiamo dedicare un'ora e un quarto, un'ora e 20 di trasmissione solo ai messaggi, perché oltretutto poi passano tranquillamente, li vedete in basso e quindi li potete leggere lo stesso. Speriamo che al Cosenza vada bene come l'anno scorso, dove l'ultima giornata si salvò battendo e facendo retrocedere la Juve Stabia, divenendosi la posta in palio col Pordenone. Poi io la maggior parte dei tifosi non li capisco, dice quest'altro signore, si lamentano che prendiamo giocatori svincolati fermi da mesi e poi chiedono l'ingaggio di allenatore tipo Mutti, Cavasin, Gigi De Cani, eccetera, eccetera, Bucchi che non allenano da anni, che nelle ultime occasioni hanno collezionato esoneri su esoneri. Sono un tifoso del Cosenza di 65 anni. Buonasera, lo salutiamo e devo a malincuore asserire che questa squadra mi delude domenica dopo domenica. A vedere tutte le avversarie ci sovrastano sia sul problema atletico, con bel gioco, passaggi precisi e noi sempre errori su errori e Chiuzzi sempre contento. Così secondo me sarà Serie C. Speriamo di salvarci anche questa volta, anche con il play-out. Importante stare in Serie B, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Salve, sono convinto che il Cosenza si salverà all'ultima giornata come l'anno scorso, l'abbiamo ripetuto. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza. Non possiamo andare più avanti con il punticino, caro il ministero Chiuzzi, dalla partita con l'Ascolo e quella con la Cremonese si deve fare di tutto per fare 6 punti, per cercare di uscire da questa situazione critica. Forza Lupi, sempre Serie B, caro Guarascio, la fortuna ti ha aiutato più di una volta, ma adesso è finita e ti accorgerai a tue spese che significa perdere la Serie B. Andiamo in pubblicità, poi altri messaggi e ritorneremo in studio. Grazie, restate con noi.
E allora, seconda parte di replay, tantissimi dicevo messaggi, c'è la notizia anche da dare di Sueva che è stato convocato nella nazionale dominicana, una bella soddisfazione per il ragazzo. Assolutamente, assolutamente un palcoscenico internazionale, è una soddisfazione anche per il Cosenza che ha un calciatore di proprietà che viene convocato per una nazionale maggiore, l'ultimo mi pare che è stato Dermaku con quella dell'Albania. Era tra Albania, mi ricordo, è diviso il Kosovo. Esatto, una cosa del genere. Però Sueva è un calciatore che è nato con il Cosenza, quindi è sicuramente una soddisfazione enorme per lui e la sua famiglia, i suoi amici, i suoi compagni. Ecco. Allora, Aldo, c'è una domanda proprio per te. Dunque, dice: buonasera, complimenti per la trasmissione. Volevo ringraziare il presidente Guarasci per averci fatto stazionare in questi 3 anni sempre nella bassa classifica. Una gran bella soddisfazione, naturalmente provocatore. Nessuno fa notare che in un'ottica classifica avulsa questo pareggio con la Reggiana è deluttuoso. Speriamo il perché, Antonio, perché all'andata la Reggiana ha vinto per 1-0 a Cosenza, mentre il Cosenza ha pareggiato 1-1. Però il Cosenza è messo meglio con l'Ascoli perché ha vinto 3-0. Ora aspettiamo il 2 aprile alla ripresa quello che succederà. Aldo, c'era una domanda per te, ma sono tantissime, vediamo se riesco. Ecco, vorrei chiedere ad Aldo, che saluto, cosa ne pensa della riconferma di Occhiuzzi da parte di Guarasci. Dico che vuole tornare in Serie C, tutte e due in Serie C. Antonio da Senigallia, ecco, questo è un signore che fa nome e cognome. Su questo argomento vorrei essere molto accorto e molto attento, perché è un argomento molto delicato. È delicato, sì, molto delicato. Noi siamo soprattutto tifosi del Cosenza. La prima cosa che noi auspichiamo tutti è che il Cosenza rimanga in Serie B. In questo momento, se io dovessi essere ipocrita, direi che ci sarebbe da confermare, da dare fiducia ad Occhiuzzi, perché per me Occhiuzzi è un allenatore importante, un allenatore bravo, capace, si è fatto da solo, ormai ha una sua visibilità, un suo modo di fare. Però io in questo momento, se dovessi dire, se fossi il presidente del Cosenza, proprio per una questione anche di Franco, di una svolta che c'è bisogno, ma non per fare qualcosa contro Occhiuzzi, non è così purtroppo, perché sarebbe un peccato che questo allenatore si è trovato e si trova in una situazione di classifica purtroppo difficilissima. Tu sai che quando si è nei bassi fondi, quando giochi ti viene l'affanno, ti viene un'ansia, l'adrenalina, il pallone ti scotta tra i piedi. Allora ci sarebbe bisogno, secondo me, con tutta la benevolenza che ci può essere nei confronti di questo ragazzo che è una nostra creatura, secondo me non sarebbe male se il Cosenza cambiasse l'allenatore, mettesse purtroppo, dicesse ad Occhiuzzi, perché lo vedendo in banchina un pochino strano, i cambi, lui fa benissimo la formazione, poi nei cambi purtroppo io vedo che non c'è quell'attenzione particolare che ci deve essere nel momento difficilissimo di una partita. Allora io chiedo, mi espongo, lo dico con molto dispiacere, con ansia anche io penso che sarebbe il caso se il Cosenza pensasse in questo momento particolare di trovare un allenatore che possa sostituire Occhiuzzi, anche per il suo bene, perché non vorrei che Occhiuzzi fosse poi causa di una retrocessione che non gli appartiene, caro Franco. Questa è la verità, diciamo la verità. Il Cosenza è partito male dall'inizio, il povero Occhiuzzi che può fare? Questi sono gli elementi, questi sono i giocatori. Allora sarebbe il caso che si prendesse un allenatore di esperienza, se vogliamo, e probabilmente dico, potremmo arrivare a quella agognata salvezza che ci consentirebbe di salvare la Serie B, perché in questo momento io personalmente sono molto molto pessimista. Antonio Claudio. Questo è il mio pensiero. L'hai sentito, Antonio? No? Sì, ho sentito, io non sono pessimista come Aldo, perché vedo un calendario almeno sulla carta, cioè abbordabile, avere partite in casa con l'Ascoli, con la Cremonese, poter affrontare l'Empoli una volta che avrà già tagliato il traguardo della Serie A, magari il Pordenone all'ultima giornata con la testa al prossimo campionato, non so più il Monza visto le ultime giornate, però come dire, il calendario viene in aiuto al Cosenza, parliamoci chiaro, era in aiuto già a partire dalla gara con il Vicenza e non è stato sfruttato. Antonio, ma se tu hai vinto una sola partita, è chiaro, questo stavo dicendo, Franco. Che qui ci chiedono in tanti come si fa a sperare se poi il Cosenza ha vinto una sola partita in casa. Io mi auguro che le vinca tutte, per carità di Dio, però dobbiamo essere realisti. Finisco. È chiaro che l'assist, il calendario lo ha fornito, Franco. Non si possono ripetere le prestazioni
a cui abbiamo assistito nelle ultime giornate. Questo assolutamente no. Tornando su quello che ha detto Aldo, io aggiungo una cosa. Dico che se da un lato il Cosenza sta usando, anzi il presidente Guarascio sta usando estrema cortesia nei confronti di Occhiuzzi, perché lo abbiamo già detto più volte in questa trasmissione, come no. siamo un po' tutti quanti d'accordo. Altri allenatori a Cosenza sarebbero stati esonerati, è inutile che siamo qui a menare il camperlaio, lo sa pure Occhiuzzi, no? Assolutamente. È il presidente che praticamente ha fatto questa scelta e non vuole naturalmente tornare indietro, e allora che si vada avanti con Occhiuzzi, perché io rispondo a tanti messaggi, Occhiuzzi qui, Occhiuzzi no, allenatori, Butti, esperti, direttori generali, si andrà avanti con Occhiuzzi, punto e a capo, perché questa è stata la decisione di Guarascio da quando lo ha scelto e non ritornerà mai indietro, no, mai sui propri passi. Concordo. Concordi o no? Allora, diciamolo così la gente... notizia, quella che abbiamo già dato quanto tempo fa. Poi a me può piacere o non può piacere, parlano i fatti, la classifica è sotto gli occhi di tutti, ci si augura che si possa andare, come dire, per il meglio in queste 8 partite. Non si può essere d'accordo, però Guarascio terrà Occhiuzzi. Però Antonio mi chiedono anche della condizione atletica, qui mi chiedono della condizione atletica perché... La condizione atletica, il Cosenza ha sempre dimostrato di volare nelle ultime giornate di campionato. Sì. Io ho fiducia nel lavoro dipingente, anzi non ho dubbi che dopo la sosta il Cosenza cambierà passo. Ma fino a ieri io ho visto che ieri sera il Brescia andava a 1000 a Salerno, ho visto Ascoli, scusa, ma ho visto anche Ascoli Cremonese, il Cosenza ci sono degli elementi che non hanno intensità, gli manca brio, gli manca la dinamica, non lo so perché, per quale motivo. Mi auguro che la sosta serva anche a ricaricare queste batterie. Concludo dicendo, Franco, che nella malaugurata ipotesi che le cose dovessero precipitare, Occhiuzzi sì, avrà le sue colpe, però, come diceva Aldo, le colpe principali sono da addebitare al presidente Eugenio Guarascio. Perché? È impensabile. E a Trinchera no? Perché mi chiedono di Trinchera. Parliamo anche di Trinchera. Le colpe di Trinchera quali sono? Sto arrivando. A differenza, perché parliamo un attimo di Guarascio e poi passo a Trinchera. Un secondo solo, poi lascio la parola. Dicevo, perché è innegabile che oltre al fatto che il Cosenza sia partito in ritiro con 7 uomini, 8 uomini, più i ragazzi della primavera, oltre al fatto che il Cosenza debba aspettare, chiaramente per diktat presidenziale, di dover acquistare i calciatori, tra virgolette, buoni, di esperienza, di categoria, nelle ultime giornate di calciomercato, quando i prezzi poi crollano, c'è da evidenziare una cosa: dove mai si è visto che un direttore sportivo trascorre a Cosenza un semestre bianco? Passatemi il termine. Ditemelo voi. Trinchera, sappiamo tutti che a fine stagione lascerà il Cosenza Calcio. Lo sappiamo tutti. Lascerà il Cosenza Calcio. Detto questo, per me, innanzitutto c'è una mancanza in questo momento dirigenziale, societaria, di fianco alla squadra. Perché Trinchera continua a fare il proprio lavoro, probabilmente in maniera egregia, andando dietro la squadra, mettendosi a disposizione, eccetera, eccetera. Però la prospettiva sua è chiara, ma anche quella di tanti calciatori è uguale, visto che sono in scadenza di contratto. Chi dovrebbe rinnovare questi contratti? Come mai si potrà pensare in questo frangente di poter prolungare un rapporto lavorativo con calciatori A, legati al direttore sportivo, B, quando il direttore sportivo stesso si sa già che prenderà altre strade. Insomma, questo caos ha solo ed esclusivamente un responsabile. Caro amico Ettore Granato, ci scrive da Altomonte, lo salutiamo. Volevo solo dirvi che credo che sia arrivato il momento di mettere da parte le critiche gestionali e tecniche, soprattutto, ma Ettore, le critiche sono arrivate in base a quello che sta facendo la squadra, che non sta facendo la squadra, perché se la squadra avesse fatto quello che doveva fare, quello che inizialmente tutti si aspettavano, probabilmente avremmo parlato, o avreste parlato in altri termini. È sotto gli occhi di tutti la classifica generale, 29 punti dopo 30 giornate, hai la media nemmeno di un punto a partita, con 8 giornate che dovresti vincerle tutte le partite. Comunque, pensiamo in positivo e guardiamo il bicchiere mezzo pieno, soprattutto per il bene della squadra che inevitabilmente soffre questa situazione negativa e che si è venuta a creare, poi alla fine si faranno le dovute considerazioni. Ettore Granata che manda i saluti ai competenti ospiti. Scusatemi Aldo, ma c'è ancora tantissimo. Non sarebbe meglio sfruttare i nostri migliori giocatori con Tremolada 20 metri più avanti, Sciaudone nel ruolo che oggi si chiama tuttocampista e Petrucci affiancato da giocatori di rottura più ba? Questo è un altro messaggio.
Poi ancora, buonasera, credo che l'analisi di Clausi su Tremolata è molto corretta, peccato che il mister non la pensi in questa maniera. Poi ancora, ho paura che l'Ascoli faccia il colpaccio perché giocano con l'anima e sono veloci, noi no, speriamo che non sia così. Che ne pensano gli ospiti in studio di aggregare in questa fase prima del torneo la figura di Franco Gagliardi o di mister Lino Mutti come direttore generale? Il nostro giovane Sueve è stato convocato, lo abbiamo detto, nella nazionale, ne abbiamo parlato, ormai la situazione è questa, dobbiamo puntare ai play-out, ci dicono altri tifosi, è inutile dire sempre le stesse cose, Sabato del Cosenza ha sofferto sulle seconde palle e poi sul gol c'è stata una deviazione di Ingrosso, altrimenti Falcone avrebbe fatto l'ennesimo miracolo. Falcone, qui ci chiedono di Falcone perché è stato inserito nuovamente per la settima volta, se non sbaglio, nella formazione Forza tipo Lupi, della Serie B di questa Io settimana. ho la vaga impressione, Franco, che si guardi la classifica dal basso in alto. Io invece penso che il Cosenza deve cominciare a guardare la classifica dal basso, dall'alto in basso, perché se noi andiamo a fare un'analisi perfetta, Sì. siamo a un punto dall'Ascoli, quindi a terzultima. Poi siamo a 5 punti dal Pordenone che deve recuperare una partita col Pisa, quindi noi rischiamo, perché molti di noi pensano che se non ci dovessimo salvare al sesto posto potremmo arrivare ai play-out, oppure con la famosa logica dei 5 punti di distacco tra la quarta e la quinta, ma è tutto un discorso da venire. Oggi dobbiamo parlare del presente. Oggi il presente ci dice che noi siamo la squadra che purtroppo nella parte bassa, tranne che con l'Entella e col Pescara, siamo i peggiori dal punto di vista anche della classifica avulsa, della situazione per quanto riguarda i risultati. Abbiamo vinto una sola partita, dei gol che abbiamo fatto, dei gol che abbiamo subito. Noi stiamo ragionando oggi di una squadra che purtroppo paga, e l'hai detto bene caro Klaus, paga che cosa? Paga all'inizio del campionato, perché quando noi partiamo dall'inizio del campionato con una rosa esigua, significa che tu nelle prime giornate non fai punti, perdi le partite o li pareggi, quindi già parti con un handicap. Ma questo è successo già per 2 o 3 volte durante la gestione Guarascio, che il Guarascio ci ha fatto guadagnare la Serie B, nessuno lo mette in dubbio, ma che oggi Guarascio sta facendo delle grosse cazzate, lo dico proprio volgarmente parlando, signori miei, questa è una cosa una fascia protetta, tutti, è una fascia protetta. Tutti lo sanno, Franco, ogni tanto facciamo gli sgarbi della situazione, ogni tanto ci sta anche bene, ma voglio dire, adesso c'è bisogno che Guarascio invece cominci a ragionare un po', perché se l'anno scorso c'era la possibilità che ti è servata all'ultimo secondo, quest'anno questa possibilità, se rimane questa situazione, secondo me è difficile. Allora Guarascio cominciasse a fare il manager, l'imprenditore come lo sa fare, perché è bravo, incominciasse anche nel calcio a riportare la sua managerialità e la sua imprenditorialità e facesse sì che il Cosenza si salvasse, ma si salvasse sul campo con i fatti. Ci vogliono giocatori che quando vanno in campo danno l'anima con il coltello tra i denti. Io non vedo alcuni giocatori che vanno in campo con questa logica, quindi c'è bisogno di una scossa, non contro qualcosa o contro qualcuno, ma ci vuole una scossa. Aldo, scusami, siccome qui se ne arrivano di tutto e di più, ci mancherebbe. La responsabilità unica è del Presidente Guarascio, che evidentemente non conosce il significato della parola programmazione. Trinchera è la rovina del Cosenza. Scusatemi, fa bene a non rinnovargli Guarascio il contratto. No, è Trinchera che va via, è diverso. Trinchera va via, Caro Franco, buonasera, sono Pierino Servidio. Ecco, un nome e cognome. Innanzitutto, cari saluti e complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere, vista la tua competenza e professionalità, un giudizio sul modulo di gioco e sulla formazione che tu ritieni sia più quella competitiva, senza nulla togliere alle scelte di Occhiuzzi. Io l'ho sempre detto anche ad Occhiuzzi, io giocherei con un 3-5-1-1 al momento con Tremolata come sosteneva Antonio Clausi sotto punta, quindi è una punta vertice che può essere praticamente Gli al momento, che potrà essere più in là anche Mbakogo nel momento in cui Mbakogo... O più coperto ancora, Franco, se vogliamo un po' come la Lazio, per fare le dovute, un po' come la Lazio. Anche perché, e qui torno... Antonio Clausi, non difendere il tuo amico Trinchera, mi scrive. Ma io non difendo nessuno. Meno male che Trinchera va via. Ma io non difendo nessuno. Finalmente ci siete arrivati anche voi che il problema del Cosenza è atletico. Bene, dicevo, volevo tornare un attimo sul punto, sulla questione tattica. Per te, sì, un girone di Serie B a due gironi? Un'eventuale riforma di campionato?
2 gironi non credo, però una riforma di campionato con qualche squadra in più è stata auspicata da tutti i presidenti, chiaramente per ragioni di natura economica, probabilmente andrà Antonio, in voi porto. giornalisti per un anno vi siete adagiati a questa lenta agonia. Non è vero assolutamente, non è vero assolutamente, perché io ricordo al nostro telespettatore che tutti i colleghi abbiamo rivolto delle domande, anche firmatari di un documento con 10 domande. Anche io. C'era Franco, c'erano tutti gli altri colleghi. Franco Rosito, non tutti. so, ma è da inizio anno che noi stiamo, come dire, stiamo punzecchiando il Presidente per migliorare lo status quo delle cose e speravamo che si potesse evitare questa situazione. Attenzione, situazione che non è assolutamente compromessa, perché ribadisco quello che ho detto prima, il calendario offre una mano al Cosenza, sta al Cosenza, sta al Chiuzzi, sta ai calciatori saper cogliere questa occasione, perché nulla è perso. Una cosa voglio dire su Trinchera, se mi consenti. Prego. Guarda, io sono stato molto critico con Trinchera e tu lo sai. Sì, come no, c'ero io. Fatto sempre... Buon testimone. Ma una cosa la devo dire, tranquillamente. Ma se un direttore sportivo, quando va al calciomercato, in una Serie B, non siamo in Serie C, siamo in Serie B, va al calciomercato e si deve attenere scrupolosamente a un plafond che gli viene assegnato per ogni anno, e il plafond non glielo danno subito, ma glielo danno quando il campionato è iniziato, e il Cosenza non può acquistare i giocatori perché aspettano, come diceva prima Clausi, che all'ultimo giorno del mercato, perché poi ci sono giocatori che ti prendi al posto di 100, li prendi col 40, 50, ma il povero Trinchera che cavolo deve fare? Diciamo chiaramente che il presidente Guarascio per il Cosenza non ha voluto investire, ha pensato sempre a ripizzare, ha voluto ripizzare a gennaio. Ad agosto, a luglio ha mandato la squadra in ritiro con pochi giocatori, a gennaio ha cercato di ripizzare. Quando si arripizza si pigliano i giocatori che sono fermi, che sono rotti, che non hanno fatto preparazione. Vedi i giocatori che non hanno fatto. Ha messo in campo Bacocca e si è rotto Franco dal primo minuto. L'hai visto? Vabbè, quando porti i giocatori che poi sono fermi da 6 mesi. Lo stesso giocatore di cui noi parliamo sempre non ha fatto la preparazione. Probabilmente non avrà i 90 minuti, perché la preparazione ti consente di avere un giocatore fisicamente a posto durante tutto il campionato. Questa è la cosa. Mi fai fare una domanda ad Questa è Antonio? una responsabilità Allora, su cui dobbiamo parlare. Altre cose sono chiacchiere. bravo. Esonerare Chiuzzi in Questa è la questo verità. momento, mi fai leggere Aldo Grati, esonerare Chiuzzi perché cerco di accontentare tutti, perché ce ne sono di tante, di più, tutte e di più. Esonerare Chiuzzi in questo momento non serve a nulla, può venire pure Guardiola, ma la squadra è questa, il tasso tecnico è molto basso. Facciamo Quadrato, questa è una, poi andiamo avanti. Posso non essere d'accordo, Franco? Sì. Io non sono d'accordo che il tasso tecnico sia basso, perché calciatori come Tremolada stesso, come Sciaudone, come Petrucci, come Gerbo, come Crecco, lo stesso Falcone, sono calciatori che nelle precedenti esperienze di Serie B il Cosenza non aveva. Sì. Non aveva, sono calciatori pienamente di E categoria. allora secondo te cosa c'è che non va? Allora, è Occhiuzzi che non va bene? no, io credo, è la Franco, condizione atletica? no, Perché questa squadra è in paura? La mia idea, Perché quando si va in vantaggio mi devi rispondere va in paura? La mia idea è questa. Nel momento in cui il Cosenza ha lavorato nei primi mesi su una determinata tipologia di gioco, le famose idee di Occhiuzzi, Sì. Andava bene. No, non è che andava bene, era una fase in cui c'era un rodaggio, in cui la squadra avrebbe dovuto assimilare quelle idee. Se si arriva a marzo inoltrato, ormai quelle idee non è più possibile farle assimilare alla squadra, quindi probabilmente quella squadra non era fatta per le idee di Occhiuzzi. Sì. Cosa succede in questi casi? O l'allenatore cambia tutto, quindi torna sui propri passi. Ad 8 giornate non si può. No, ma doveva farlo prima. Doveva farlo prima. Quello sto dicendo. Ti posso rispondere alla tua domanda? Finisco. Quindi o l'allenatore torna sui propri passi, e secondo me l'allenatore è tornato sui propri passi, perché il Cosenza né pressa alto più come diceva Occhiuzzi all'inizio anno, il Cosenza gioca in contropiede, Franco. Parliamoci chiaramente. Il Cosenza gioca chiaramente con... E non riesce a fare il gioco in casa perché chiaramente ha delle difficoltà. Meglio in trasferta sicuramente. Il problema invece di tenere un risultato, quello è un fattore psicologico. E quello è chiaramente un fattore psicologico. Se da un lato io non sono d'accordo con la bassa qualità in organico, dall'altra
io dico che manca assolutamente carattere e temperamento. No, guarda, scusami, io come tu, come Franco, come tutti noi guardiamo le partite, non è che guardiamo. E poi, scusami, se un po' di presunzione, un po' di calcio lo mastichiamo. Io penso, e la domanda di Franco è una domanda molto specifica, infatti. perché il Cosenza va poi, ma il Cosenza ve la fanno perché è una logica, ormai, perché il Cosenza nel momento in cui segna il gol fa un altro paio di azioni come Dio, e difatti ha fatto subito che poteva andare sul 2. Poi il Cosenza che fa? Si arretra di quei 30 metri e aspetta l'avversario pensando di poter giocare in contropiede. Il Cosenza non è una squadra che può giocare non solo, ma il Cosenza non è una squadra che può gestire la partita sull'1-0, perché non ha i giocatori per gestire la partita sull'1-0, perché non ha il playmaker con il quale detta i passaggi, detta i tempi, quindi tu quando vai sulla devi cercare di giocare a tal punto di non fare avanzare la squadra avversaria di quei 30, perché se tu abbassi 30 metri la squadra avversaria avanza 30 metri, quindi tu gli dai tutta la tre quarti, quando gli dai la tre quarti di campo sei sofferente. E la domanda di Marcello ti rende proprio su questo tema qui. Sono tutti colpevoli a partire dal presidente, in primis a Trinchero e Chiuzzi, vabbè, il solito refrain che non ha mai avuto la squadra in mano, troppe polemiche oggi. Non dimentichiamoci che gioca sempre con gli stessi giocatori, alcuni non li ha mai fatti giocare e mandarli via. Se ci spiega le sue verità fa cosa graditi ai tifosi, altrimenti si deve dimettere perché dicono non è capace. Caro Franco, sono Michele Aitek, a me piace quando c'è il nome e il cognome, un vecchio amico che saluto d'infanzia, segue il Cosenza dai tempi di Lenzi e non sarò certo io ad andare contro, però credo che mister Occhiuzzi dovrebbe alzare l'asticella ed osare di più facendo scelte su calciatori con più gamba, tipo Bois, Sacco, Sueva, ecco, diciamo parliamo di calcio, che con la loro spregiudicatezza potrebbero darci qualcosa in più e vincere magari le partite. Un caro saluto e noi lo salutiamo pure. Per mesi si è purtroppo parlato di ottima fase difensiva, non rispondo al vero, dato che siamo la squadra che subisce più tiri in porta di tutta la Serie B. Abbiamo parlato di Falcone. Che ha sempre la media del 7 in pagella e qualcuno dovrebbe chiedersi perché un portiere prende sempre 7, no? Scusa, a Falcone l'ha preso Trinchero, mi pare? Sì, sì. Non credete che sia arrivato al punto che l'unica soluzione è giocare con un centrocampista in più? Grande cenno, ma avesse Guarascio la stessa tua grinta, tanti saluti. Per mesi si è purtroppo parlato di ottima fase, l'abbiamo letto, perché ne arrivano in tanti. Cenno, ma vedi che il Cosenza è andato proprio bene all'inizio, ma tutti i direttori sportivi hanno un plafond e un incompetente deve scappare da Cosenza. Dopo gennaio ci siamo indeboliti, la rovina è il preparatore atletico. Da 4 anni questa squadra corre come un mese all'anno e quindi praticamente vedete la rabbia della gente, c'è molta insoddisfazione, il problema nasce dal discorso insomma ultimo col Vicenza, poi continuato a Reggio Emilia. Voglio tornare sull'argomento Trinchera, voglio discuterne anche con voi Franco Ci mancherebbe altro, ma io infatti ti ho detto non è esente da colpe. No, ma nessuno è esente da colpe. No, ma hai chiarito, hai fatto bene a chiarire. Io poi vorrei capire anche un'altra cosa e di questo chiedo a voi un parere. Scusami, mi fanno segno dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità, possiamo tornare dopo perché poi abbiamo Nicola Binda che ci dedicherà qualche minuto dalla Gazzetta dello Sport, parleremo con lui della situazione Monza-Brocchi, parleremo praticamente di Nesta, parleremo di quello che potrebbe succedere in casa Cosenza, della situazione, anche se secondo me, come ho detto prima, non succederà assolutamente nulla. Restate con noi, pubblicità, grazie. Salutiamo anche gli amici di Reggio Calabria perché adesso poi sentiremo anche Nicola Binda parlare della Regina. Voglio leggere un messaggio di Piero che arriva da Reggio Calabria. Baroni si sta divorando la possibilità di andare ai playoff con la Regina. Gioca con una sola punta invece di giocare con 2 punte, giusto per far capire anche il clima che si respira nelle altre piazze calabresi, una di movimento e una centrale. Evidentemente da un orecchio non sente, alla fine quando fa entrare 2 punte, in questo caso Denis ieri contro il Chievo, la Regina crea tanto, il presidente Gallo era in tribuna ad imprecare, credo che Baroni non verrà riconfermato, secondo me non è all'altezza. Questo è un messaggio che arriva praticamente
da Reggio Calabria. Come si fa a confermare Occhiuzzi dopo le ultime prestazioni? Forza Lupi, ci salveremo. Amici giornalisti, rischiare tutti gli anni, non sempre la fortuna gira dalla nostra parte, bisogna programmare in estate per non avere sempre improvvisazioni. Guaraccio dopo 10 anni ancora non si è imparato. Sveglia, Presidente, domani è martedì. Caro Franco, oltre alla carenza tecnica, purtroppo il Cosenza ha un problema di preparazione, squadra lenta rispetto a tutte le avversarie che purtroppo corrono. L'anno scorso la squadra si salvò per la preparazione di gol giunti al 90°. Speriamo in un miracolo, ma ci credo poco. Cosimo. Buon pomeriggio, Nicola Binda dalla Gazzetta dello Sport da Milano. Nicola. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti voi. Allora Nicola, stavamo leggendo un po' di messaggi perché qui si è scatenata una canea, tutti contro il Presidente Guaraccio, tutti contro tutti, tutti contro Chiuzzi che si dovrebbe dimettere, eccetera, eccetera, insomma. La maniera peggiore per affrontarlo. Bravo, la maniera peggiore per affrontare, io li sto leggendo perché veniamo accusati di non leggere nemmeno i messaggi, ma non è così, cerco di leggerli tutti in quest'ora, in quarto ora e 20 di trasmissione. Allora, la situazione è delicata, il Cosenza ha 29 punti insieme alla Reggiana, ha buttato 2 match point, uno in casa col Vicenza, ricorderai, con un uomo in più, e l'altra a Reggio Emilia vinceva 1-0, poi c'è stato quel doppio palo di Gliozzi, eccetera, eccetera. Io ho visto una Reggiana che onestamente non è che mi abbia fatto una buona impressione. Il Cosenza poteva tranquillamente vincere. Come inquadri questa situazione di bassa classifica del Cosenza, Nicola? Ma io credo che il Cosenza non sia mai stato messo sotto nettamente da nessuno, ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Certo, gli altri qualche volta alla fine la partita la portano a casa, al Cosenza manca qualche vittoria obiettivamente, sì. Però il fatto di non essere mai stato messo sotto da nessuno nettamente deve essere incoraggiante. Il livello medio è alto, è altissimo. È alto, e il Cosenza purtroppo in queste 30 partite ha vinto una sola volta in casa contro il Chievo. Questo è penalizzante, sì, per una squadra. Sì, certo, però ripeto, non è che devo dire, qui solo Lentella mi sembra che abbia mollato, che si sia fatti che perda contro tutti. Le altre squadre se la giocano sempre, quindi è difficile, non è che il Cosenza debba essere rassegnato. Certo che no, assolutamente no, Chiuzzi questo lo dice sempre e lo ribadisce. Ma direi giustamente quelle partite mezzo e mezzo incerte, che magari finiscono con un pareggio, addirittura con una sconfitta beffarda, il Cosenza deve essere bravo a portarle dalla sua parte. Non ci vuole molto, perché la cosa difficile è giocarsela alla pari con tutti. Poi ci sono anche gli episodi eccetera che magari non sempre girano dalla parte giusta, ma se il Cosenza in queste 8 partite riesce a portare a casa 2 o 3 vittorie, credo che possa sicuramente o evitare il play out o comunque giocarlo in condizioni favorevoli. Quindi play out, si parla di play out come parlare in tanti, insomma, abbiamo focalizzato ecco, bene. Guardate che è una situazione incertissima, perché lì a centro classifica ci sono delle squadre che temono molto di essere succhiate come l'anno scorso, cioè il Frosinone oggi ha cambiato allenatore non tanto perché è a 6 punti dai playoff, ma perché visto l'andazzo teme di farsi risucchiare dietro, cioè anche se ha 9 punti mi sembra, cioè oggi c'è una grande competizione per evitare di farsi risucchiare, quindi ci sono molte situazioni complicate. Il Pordenone è una situazione molto critica, sì. Il Brescia adesso si è un po' tirato fuori, ma non pensiate che sia tanto sereno, ecco, lì è una situazione c'è molta preoccupazione. Senti, si fa qualche nome a Frosinone al posto di Nesta? Ma è stata una decisione abbastanza improvvisa presa dal Presidente, adesso sono partite le consultazioni, non è che ci sono tante alternative. Forse Bucchi? I nomi che girano, tra Ventura, Andreazzoli, Bucchi, sono quelli lì, bisogna vedere se sono tutti allenatori che chiaramente chiedono anche il contratto per l'anno prossimo, oppure accettano di andare per 3 mesi e basta. Ecco, io non so la società che intenzioni ha, se in uno di questi allenatori vede l'uomo giusto per impostare anche la prossima stagione, allora può fare un contratto più lungo. Se invece vuole solo un allenatore per 3 mesi, non so se un Ventura, un Andreazzoli o un Bucchi si muovono solo per 3 mesi. C'è Antonio Clausi, il collega di Cosenza Channel, che vuole fare una domanda. Vai Antonio. Buon pomeriggio. Sì Antonio, ciao. Volevo chiederti invece la situazione del Monza, perché facciamo il nome di Andreazzoli, che leggevo essere accostato con insistenza anche al club del presidente Berlusconi.
Potrebbe l'esonero di Frosinone e quindi l'accostamento di Andrea Azzoli alla panchina dei Ciociari magari smuovere qualcosa anche lì a Monza, magari vedendosi sfuggire tra virgolette, il prescelto e vederlo andare da un'altra parte, oppure Brocchi e saldo? Sentire la società, Brocchi e saldo. Certo, la sconfitta con il Venezia è stata pesantissima. Poi in questi giorni Galliani, come sapete, era in ospedale, adesso dovrebbe uscire in questi giorni, la situazione è migliorata, quindi non c'era neanche tanta solidità societaria. Devo dire perché però dopo la sconfitta con il Venezia ci sono state delle consultazioni, si è deciso di andare avanti così, sperando nella sosta di recuperare di qualche infortunato, di avere un Balotelli finalmente all'altezza del suo nome e di giocarsi tutto nella volata finale. Però la posizione di Brocchi è tranquilla, non è che Frosinone e Monza si litigavano Andrea Azzoli, assolutamente no, è che il Monza sicuramente si aspettavano di più, si aspettavano da questa partita un salto di qualità, invece è stato un clamoroso passo indietro. Ancora Antonio? Sì, un'altra domanda invece, proiettandoci alla prossima stagione, a tuo avviso il numero di club partecipanti alla Serie B aumenterà davvero oppure alla fine resterà qualcosa di campata in aria e soltanto accennata? No, per il cambio di format bisogna aspettare la riforma. Sì. La Serie B ha detto che ha fatto la sua richiesta di poter ridurre il numero di retrocessioni, perché 7 squadre che cambiano ogni anno su 20 sono tante e quindi chiedevano una retrocessione in meno. È logico che la Serie B, che la Serie C invece le sue 4 promozioni le vuole sempre, quindi se una fa solo 3 retrocessioni dovrà prendersi comunque una squadra in più che viene dalla C. Però sono tutte proposte fatte anche in campagna elettorale, in momenti un po' particolari. Per vedere il nuovo format dei campionati bisogna aspettare che vada in porto questa riforma. Gravina ci sta lavorando, la riforma è sulla sua scrivania, ne sta parlando, sono tantissime le cose da risolvere per metterle in pratica. La speranza è che il prossimo campionato 2021-2022 possa partire, perché chiaramente sarà ancora con una A20, una B20 e una C60, però la speranza è che si possa partire in quella stagione dicendo che dalla Serie C solo le prime, per esempio 7 squadre a girone andranno nella nuova B2. Ecco, la speranza è che si possa partire dalla prossima stagione con questo progetto, perché la riforma è necessaria, è inevitabile. Però la Serie B dovrebbe rimanere a 20, poi con la riforma si decide di fare solo 1 o 2 retrocessioni in meno e dalla B2 qualche retrocessione in più, questo è tutto da vedere, ma adesso è assolutamente prematuro. Senti Nicola, un'ultima cosa, alla ripresa del campionato il 2 e il 5 il Cosenza ospiterà prima l'Ascoli e poi la Cremonese. Io ho visto l'altra sera appunto la partita tra Ascoli e Cremonese, sono 2 squadre che in questo momento stanno discretamente bene. Tu come le hai viste, come hai inquadrato Ascoli e Cremonese? Sì, l'Ascoli forse raccoglie meno di quello che merita, sì, perché però non ci sarà Dionisi squalificato, quindi già... questa è già una bella notizia per il Cosenza. Però dopo gennaio sicuramente l'Ascoli è migliorato tantissimo, così come la Cremonese con l'arrivo di Pecchia e con questo ringiovanimento ha portato un po' più di freschezza nella squadra, di entusiasmo, e quindi sono due squadre che dopo gennaio sono cambiate, sono sicuramente squadre che la Cremonese infatti si è allontanata bene dalla zona retrocessione, ma non molla sicuramente la presa perché si è spaventata abbastanza l'anno scorso, e l'Ascoli invece deve rincorrere, quindi ogni partita gioca uno spareggio. Il Cosenza ha un'occasione d'oro occasione d'oro da sfruttare, però ripeto, le distanze sono talmente, adesso si stanno un po' allontanando le distanze, cioè una volta erano molto più raggruppate le squadre, oggi c'è qualche punto di distacco e con meno giornate diventa più difficile, però è un'occasione importante questa per il Cosenza, che se perde una delle due si complica la vita, se invece fa almeno 4 punti diciamo che ha fatto il suo. Grazie a Nicola Binda per essere stato con noi qui a Replay su Teleeuropa. Grazie Nicola, buon lavoro. Grazie. Allora Antonio, mi pare che è stato chiaro, cioè se il Cosenza riesce a fare l'unplane con Ascoli e Cremonese fa 4 punti, così, se invece dovesse perderne una si complicherà la vita. Speriamo non sia così. È quello che dicevamo, l'assist, il calendario te lo dà.
Poi spetta ai calciatori, spetta all'allenatore sfruttarlo, lo abbiamo detto prima, è esattamente la fotografia della situazione in casa Cosenza, né più né meno. Ma in effetti qui tanti tifosi dicono, insomma, chiedevo gentilmente di sapere se Baez e Bruccini sono stati venduti per far cassa o per rinforzare la squadra. Già volevo sapere le condizioni fisiche di Crecco, tu hai notizie su Verrà Crecco? valutato adesso nel corso della sosta. Gli Ozzi abbiamo detto che spera sta bene. di riaverlo a disposizione per l'Ascoli, sono quasi 2 settimane. Quindi. Paolo che si firma, se va via questo presidente Quaraccio che sicuramente ha meriti e tanti difetti, chi c'è dentro lui? Mi pare nessuno, unica squadra di Serie B, Serie C in cui nelle conferenze stampa non vi è il contraddittorio, ma di cosa parliamo? Questo è antitesi del dilettantismo Antonello. Buon pomeriggio a Gianni Di Marzio. Ciao Franco, grazie. Grazie a te per essere intervenuto. Già abbiamo testé sentito Nicola Binda, abbiamo parlato con Nicola della Gazzetta dello Sport di questo ambiente che c'è a Cosenza. C'è una polveriera, caro Gianni, tu conosci benissimo l'ambiente di Cosenza. Kevin Marulla, che salutiamo, ha fatto un post molto bello questa mattina invitando tutti ad essere compatti, ambiente, squadra, per ogni anno è sempre la stessa cosa, purtroppo si soffre fino alla fine e presumo che sarà così anche in questa stagione. Detto questo, il Cosenza prossimamente avrà in casa alla ripresa Ascoli prima e Cremonese poi. Diceva Nicola Binda, se farà già 4 punti si mantiene lì per i play-out. Dovesse perderne una facendo i dovuti scongiuri, dice, allora la cosa si complicherebbe. Vincendole tutte e due, insomma, dai, si potrebbe respirare alla grande. Tu come la inquadri questa situazione del Cosenza, Gianni? In effetti ha perfettamente ragione. Bisogna purtroppo considerare che il Cosenza in questo campionato ha vinto una sola volta. Questo campionato ormai è quasi finito per quello che mi riguarda, per cui adesso bisogna essere veramente una regolata, non a fare 4 punti, ma possibilmente per tirarsi fuori bisogna farne almeno 6. Certo, se tu fai 4 punti hai quantomeno l'opportunità di poter fare il play-out, ma io ragiono con una mentalità un po' diversa. Io non sono per fare i 4 punti per arrivare ai play-out. Io devo necessariamente cercare di tirarmi fuori e per tirarmi fuori devo fare di tutto per vincerle queste 2 partite. Chiaramente nel campionato di Serie B e la situazione in cui si trova il Cosenza deve vincere ma non le deve perdere. Questo è chiaro. Vincere ma non deve perdere. Tu vedi che la partita si mette male, meglio maneggiare che perde. Ma detto questo, purtroppo devo dire, la città giustamente è in ebollizione, sì, perché non si è fatto un mercato quantomeno sufficiente per poter ambire ad una salvezza serena. Dico io non è che dico che bisognava andare a spendere per fare un campionato per vincere, per andare a fare i playoff, perché no, dico anche perché no, Cosenza merita questo e l'altro. È chiaro che la società si sarebbe dovuto dare una bella regolata, inutile, questi sono appelli che non servono a niente. Kevin Marulla porta un cognome importante, non importante, è importantissimo, il ragazzo è un ragazzo in gamba, ma gli appelli li deve fare la società, ma la società io intendo il Presidente. Io non ho piacere di averlo conosciuto a questo Presidente, però nel momento in cui bisognava andare a prendere un giocatore importante a gennaio, uno se prende un attaccante deve prendere perché mi deve risolvere il problema, non è che deve un attaccante prima lo deve recuperare e poi cercare che si possa fare qualche gol. Adesso è il momento giusto, poi Ciuzzi anche lui si deve dare una bella regolata. O Ciuzzi, te lo dico proprio con la stima e con l'affetto che io verso di lui e verso il Cosenza. Qua bisogna veramente rimboccarsi le maniche e fare di tutto per vincere queste 2 partite. Non serve un punto, 4 punti, non servono a niente, servono solamente a sperare fino all'ultimo, sperando a ripetere lo stesso miracolo dell'anno scorso. Ma qua è difficile allenarsi per i miracoli, caro Franco. E chi è che si allena per i miracoli? Solamente i santi. Obiettivamente bisogna andare sul pratico. Appelli fino a un certo punto, se non ci fosse stato il Covid, allora venivano in 10.000 al Marulla e quelli ti spingevano con il loro incitamento, con il loro tifo a vincere la partita. Ma oggi purtroppo in Serie A, in Serie B, in questi campionati sono diventati campionati anomali, perché il pubblico le partite in trasferta
non contano, sono quasi tutte partite in casa, senza pubblico, sono quasi delle partite di allenamento, dico io, capito? Ecco, dove conta molto la tecnica, allora bisogna cercare di fare qualche esercitazione in più a livello di possesso palle in fase di attacco, perché io la squadra onestamente l'ho vista una squadra che è vogliosa, una squadra determinata, certo deve avere possibilmente anche un'intensità maggiore, un ritmo maggiore come ce l'hanno anche gli altri. Io spero che adesso si renda conto che siamo alle strette finali, non arriviamo, oggi siamo quasi ad aprile, voglio dire, quindi non arriviamo fino a maggio e poi dopo stiamo con l'acqua alla gola, dico stiamo perché io tengo molto alle sorti del Cosenza. Caro Franco, purtroppo la realtà è questa. Sentiamo gli ospiti in studio, Gianni, se hanno qualche domanda da porre. Con piacere. Ecco, allora Gianni, vai Aldo Cennamo, vai. Sono il tuo amico Aldo Cennamo. Sì, con piacere. Guarda Gianni, io ti ho ascoltato con piacere e durante la trasmissione mi sono sbilanciato e ho detto quasi le stesse cose che hai detto tu. Noi siamo da 3 anni che paghiamo questa situazione, che facciamo il ritiro e andiamo in ritiro con 7-8 giocatori, poi facciamo la campagna acquisti a gennaio e prendiamo giocatori come li abbiamo bravi, ma che non sono in forma oppure che sono rotti e quindi hanno bisogno di preparazione e sicuramente saranno pronti a maggio quando noi a maggio non ci servono più. Quindi allora bisogna avere il coraggio adesso di dare una svolta, secondo me, non per andare contro il povero Chiuzzi perché è un mio amico, una persona per bene, preparata. In questo momento io penso sarebbe la fortuna sua di Occhiuzzi se il Cosenza pensasse ad un cambio di panchina, perché sarebbe la scossa giusta per trovare il modo come fare questi punti per salvare, perché secondo me Occhiuzzi purtroppo in questo momento è secondo me in confusione. Quando si è in confusione purtroppo si è ai penultimi posti della classifica, quando il pallone scotta tra i piedi ci vuole un allenatore che ti stimola e ti dà la carica per cercare di fare i più punti possibili. Questa è la mia posizione. Vabbè, questa è la tua posizione. Hai fatto una domanda, sentiamo la risposta di Gianni Di Marzio. No, io dico certo, quando c'è il cambio dell'allenatore sicuramente c'è una reazione da parte della squadra, ma io non credo che questa reazione ti possa portare al gol, hai capito? In linea di massima io sono d'accordo, ho fatto l'allenatore anch'io per una vita intera, so che cosa vuol dire, poi ho fatto il dirigente e facendo il dirigente mi sono reso conto che in qualche momento è necessario dare una svolta, ma senza salire a pensarci su 2 volte, si cambia, punto e a capo. Ecco, però io dico in questo momento è lo stesso allenatore che si deve rendere conto che ha avuto la fortuna di prendere una squadra di Serie B tra le mani, lui e tutto lo staff di Cosenza che mi dicono che è uno staff di prim'ordine, su tutti i ragazzi in campo e volenteroso. Quindi lui se la deve tenere stretto questa Serie B. Per tenersi stretto questa Serie B non basta solamente la teoria, non basta solamente cercare in tutte le maniere di poter fare un poco, diciamo, il De Zerbi della situazione, o fare lo Juric o fare l'italiano, mettersi in questa schiera di giovani allenatori. Questi giovani allenatori al momento opportuno hanno fatto anche loro la gavetta e quando si è trattato di tirare fuori, tra virgolette, gli attributi, li hanno tirati fuori prima loro e poi sono diventati De Zerbi, i Juric e l'italiano stesso. Vero. Quindi lui ha questa chance di poter salvare per la seconda volta il Cosenza e non se la deve lasciare scappare, deve trovare delle soluzioni in fase di attacco, più di una soluzione per mandare a rete la squadra. E che la squadra che debba giocare con maggiore impeto, con maggiore temperamento. L'abbiamo notato tutti, questo maggiore ritmo e maggiore intensità che purtroppo in alcuni manca. Contro l'Ascoli e contro la Cremonese mi gioco la vita per tenere il Cosenza in Serie B, e non solo, ma anche per la sua carriera. E lui deve capire che da un momento all'altro ci potrebbe essere questo, ma io non credo che questo Presidente lo faccia, capito? Antonio Pausi, l'ultima domanda perché poi siamo in chiusura, per Gianni Di Marzio. Direttore, salve, sempre un piacere parlare con lei. Grazie. Io volevo farle una domanda sul Presidente Guarascio. Secondo lei, perché lui e la città stentano a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda? Ma io credo perché non si è adeguato lui alla città e la città non si è adeguata a lui, la città non si è adeguata a lui perché è stata abituata anche nel passato a vedere fior di giocatori, a vedere squadre veramente forti, ad avere dei campioni, parliamoci chiaro. Per Cosenza sono passati
dei grandi campioni e sono passati dei grandi allenatori. Adesso per l'amor del cielo, io ce l'ho nel mio cuore a Gigi Simoni, a Giorgi, sono allenatori di grandissimo livello, adesso mi potrà anche sfuggire qualcuno, ma quindi Cosenza è una piazza importante, ecco, una piazza di grande competenza per cui sa fare le sue valutazioni per quanto riguarda la piazza. Per quanto riguarda il presidente, lui io credo che faccia quello che può, ma se non si può fare qualcosa in più per cercare di accontentare la piazza, per dare un Cosenza che dia maggiore, diciamo, sicurezza e tranquillità all'ambiente, tentando anche la scalata in Serie A, perché no? La tentano tutti, perché fare anche Cosenza, allora è il momento giusto per cercare di guardarsi nello specchio e dire io lo posso fare o non lo posso fare, e prendere le dovute decisioni poi. Grazie Gianni Di Marzio, Grazie, per essere Grazie stato mille. con noi alle Play at 10. Bene, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a te, grazie per le belle parole, insomma ho cercato di tenere più sull'ambiente. Mi chiamo Carlo Crocerossa, ecco, questi messaggi con nome e cognome per me vanno benissimo. Ho 65 anni, senti questa passione per il Cosenza Calcio, la vivono i tifosi. Seguo il Cosenza da 50, chiedo come sia possibile non schierare in questa situazione un giocatore come Sueva, che è stato convocato in nazionale. Non è razionale togliere Greco e Gerbo al percorso nonostante sia in vantaggio. Poi ancora una domanda per il caporedattore di Cosenza Ciano. Chiud, secondo lei in questo momento è libero mentalmente dalle scelte? Vediamo se avremo il tempo. Credo che quest'anno Guarasci è esagerato nell'affidarsi alla fortuna. Si può parlare un attimo del gestaccio di Aieti? Ha chiesto scusa, l'abbiamo detto su Instagram, non so se c'è la prova televisiva onestamente, se interverrà per quanto riguarda il gestaccio nei confronti di appunto di Gliozzi. Scusate la mia considerazione che serpeggia una sudditanza psicologica nei confronti di tutti, anche dei direttori di gara. Antonio, vuoi rispondere? Cosa c'entra Trinchera se Guarascio non ha voglia di investire? Per noi Guarascio è l'unico colpevole. Insomma, ne abbiamo lette di tutte e di più. Chiuzzi io mi auguro che sia libero mentalmente. Guai se non fosse così, non lo penso, è chiaro. Cioè io, l'allenatore, mi auguro abbia in pugno lo spogliatoio. Guarascio come mai ha mandato via Garritano? Garritano non era del Cosenza. È ritornato dal Chievo, non è stato rinnovato. No, hanno fatto questa domanda per te. Sì, non era del Cosenza. Non lo poteva prendere, però poteva tenere. Ho finito. Ci stanno sfumando. Ci stanno sfumando, e allora Enzo Leonetti, ho sentito già la sigla praticamente in sottofondo. È stata una puntata abbastanza tosta oggi, tosta perché chiaramente la posizione del Cosenza è quello che è. Chiediamo scusa agli amici di Reggio Calabria perché in effetti poi avevamo preparato anche gli highlights della Regina, abbiamo letto un paio di messaggi che sono arrivati da Reggio, abbiamo sentito Crotone, però insomma in questo momento la situazione molto molto delicata è quella della piazza di Cosenza. Io ringrazio Antonio di Cosenza Channel, Antonio Clausi, ringrazio salve a tutti. Aldo Cennamo. Noi comunque nonostante ci sia prossima settimana la sosta, Replay andrà comunque in onda sempre alle ore 15 con replica alle 23 come anche questa sera. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, arrivederci, grazie.